Stasera al San Bapolis di Trento si è recuperato il match del 17 gennaio, gara valida per la sesta giornata di ritorno del campionato di Serie 1 femminile tra la Despa Informatica Despa Supermercati Trentino Rosa e il Bisonte Firenze. Quarta partita consecutiva con il ritmo di 2 incontri a settimana per Trento, che avrà ancora 4 partite per finire la regular season, 5 contando la Coppa Italia, sempre con la stessa cadenza bisettimanale. Firenze invece deve ancora recuperare una partita contro Brescia e l'ultima di regular season contro Perugia per centrare un eventuale settimo posto, e sarà impegnata anche nei quarti di Coppa Italia a Novara il 10 marzo. Ancora problemi in organico in casa giallo-blu con l'assenza di Fontes, ben sostituita a Pizzolato, che chiuderà con 8 punti di cui attivo, di cui 2 a Muro. Mentre nella squadra ospite non ci sono assenze da registrare, a parte quella di Belliene, ormai già sostituita da un mesetto da Ogoms. Il primo set è a senso unico, con partenza sprint di Firenze 2-8, poi agevolmente portato a termine con il pronziale di 11-16, 13-21, 15-25. La partita si accende nel secondo set con la Despar che recupera dal 7-8 al 16-15, poi ancora avanti il Bisonte 19-21, ma chiude Trento con un ottimo rush finale 25-21, propiziato da un ottimo turno al servizio appunto di Pizzolato. Terzo set che è sempre stato condotto da Firenze, 7-8, 14-16, 18-21, 20-24, ma i ragazzi Cosbertini trovano un colpo di ring importante, i primi impattano 24 pari e poi nel punto a punto finale riescono a spuntarla con 31-29, che la dice lunga sull'intensità del match. Quarto set giocato punto a punto con continui appoggiamenti di fronte, 7-8, 16-15, 19-21 con Trento che ha il match ball, ma non lo sfrutta e viene punita da Firenze per il 26-28 finale. In questo set Bencarelli gioca la carta del doppio cambio con Euomo e Hashimoto, che riesce a portare punti e allo stesso tempo a far recuperare lucidità ad Enwakalor, MVP dell'incontro con 27 punti. Trento ha esaurito le energie, mentre l'opposto toscano picchia forte e porta la sua squadra ad un facile 15-8. Amarezza nel file trentino per un bottino pieno scappato per un attacco non riuscito e allo stesso tempo soddisfazione per la salvezza raggiunta con 4 partite d'anticipo, risultato insperato all'inizio della stagione. Oggi abbiamo proprio giocato di squadra perché appunto quando poi sono subentrate Naoko e Terry hanno dato una gran mano alla squadra e quindi sono felice del fatto che c'è dell'aiuto ed è importante.